Ormai siamo arrivati a un punto di non ritorno, che è quello che siamo pieni di codardi fatti da miei colleghi, codardi fatti da giornalisti, codardi fatti da politici. Chi sono i codardi? Quelli che dicono io non c'ero dove? A raccomandare la vaccinazione, come è stato fatto nel 2021, che ci ha portato ad essere uno dei primi 3 paesi in Europa come numero di vaccinati e ci ha consentito di uscire da una situazione di grande difficoltà soprattutto per i nostri ospedali. Ormai il gioco è dello scaricabarile, io non c'ero, bene, io vi voglio dire questo, io sono orgoglioso di tutto ciò che ho fatto e rifarei esattamente tutto quello che ho fatto per quanto riguarda i vaccini, perché solo grazie ai vaccini noi oggi possiamo dire di essere tornati a una vita normale, di aver reso il Covid una malattia molto simile all'influenza. Altra cosa, il mondo Novax, che ormai si è innamorato delle fake news di cui si nutre e grazie alle quali peraltro guadagna molti soldi, perché questo voi non lo sapete, ma il mondo Novax guadagna soldi attraverso vari tipi di truffe alla gente che li segue, è andata a dire l'ultima cosa, che i vaccini non prevengono il contagio, dicendo una grandissima stupidaggine, una grandissima bufala, perché gli studi iniziali sul vaccino prevedevano che il vaccino dovesse prevenire la malattia grave, e questo è in qualche modo stato dimostrato su oltre 150.000 pazienti, 150.000 soggetti trattati con i vaccini, negli studi di fase 2 e di fase 3 finiti nel maggio del 2021. Dopodiché sono stati fatti degli studi successivi, che sono degli studi fatti dal governo israeliano, da molti altri, per vedere che cosa succedeva nella trasmissione da un asintomatico a un altro. Ebbene, anche su questo la vaccinazione, riducendo di molto la carica virale di chi in qualche modo si contagiava anche in maniera asintomatica, aveva una minor capacità di trasmettere il virus, quindi un'efficacia anche su questo 90%. Quindi basta raccontare balle alla gente, perché poi la gente gli crede e succede quello che sta succedendo oggi, che fondamentalmente le persone più fragili non si stanno vaccinando. Io credo che sia gravissimo quello che sta succedendo nel nostro paese. Il mondo Novax ha rialzato la testa e ha rialzato la testa per fare il male del popolo italiano, questo è evidente che purtroppo sia così. Quindi io mi auguro vivamente che ci sia una continua lotta da parte di chi sta dalla parte della scienza alle fake news, anche perché buona parte della letteratura che viene citata da parte dei sedicenti Novax è spazzatura, veramente grande spazzatura scientifica. Quindi attenzione a questi messaggi, ripeto ancora una volta, oggi non è il momento di abbassare la guardia. Chi oggi decide di dire io non c'ero sbaglia, io c'ero, orgoglioso di esserci stato dalla parte della scienza, dalla parte dei vaccini.